Appuntamenti in agenda per martedì 1 novembre. A Sestri Levante si chiude il Festival del Turismo Responsabile. Alle 9:30 visita alla miniera di Masso, alle 14:30 con partenza da Palazzo Fasce visita alle botteghe storiche della città e infine alle 16:30 in piazza Matteotti flash mob dei ragazzi della Nassa su Abitare il futuro nella Riviera Ligure. Alle 10 alla foce del fiume Entella lato Chiavari, partenza della 10 km Tiguglio Run. La gara podistica e anche Family Run si svolgerà lungo le rive dell'Entella attraversando Carasco e Cogorno per giungere a Lavagna in Piazza della Libertà. Ed ora ecco gli appuntamenti organizzati per mercoledì 2 novembre. Genova ricorda la Shoah, in particolare i 250 ebrei genovesi deportati ad Auschwitz-Birkenau. Una marcia silenziosa prenderà il via alle 17:30 dalla Galleria Mazzini, raggiungerà la sinagoga di Passo Bertora. Alle 21 nella chiesa di Santa Maria del Prato a Genova, concerto di musica sacra Le Ombre dell'Oltre con Edoardo Lega al clarinetto e il coro Sibi Consoni. E infine ricordiamo che domenica 6 novembre si terrà una pedalata sulla ciclovia dell'Ardesia, con ritrovo a Sestri Levante alle 10:30 e alle 11 a Lavagna e l'arrivo a Scaruglia per un picnic autunnale. Occorre prenotare entro giovedì 3 novembre contattando la FIAB Tiguglio Vivi in Bici.